conta Bruno Bresciani in Terre e Castelle 1933, edizioni grafiche bergamasche. Sto aneddoto su Legnago piace ancora immaginare che 3523 anni passati, né più e né manco, i discendenti della stirpe famosa degli Argonauti, mande via dai pelagi fuori dell'isola dell'Emno, in Grecia, principale dimora del vulcano, dopo aver attraversato l'Adriatico, l'oceano, gli viene dentro nell'Endolaguna Veneta, nei 7 mari, e arrancando a colpi di remo e di palo, acqua da palo, gli rimontasse la lama della Esis e per ben 50 miglia gli sa tirà drento e infine, data una scorsa intorno, gli ha reputato buon il luogo da aria salubre e fertile stato, per quello dopo gli ha dato fondo alle ancore e qua gli ha stanziato la loro sede. Prima ha fatto delle capanne semplici e dopo gli ha dato il suo nome per ricordare la patria perdua, e della buona riuscita dell'evento gli ha chiamata isola eletta Lemni Acum, quasi paesi incognito a quei dell'Emno. Questo si legge al capitolo 8.